Quello che noi abbiamo affrontato in questi anni, cioè una grande trasformazione del Veneto, tenete conto che io ho iniziato a fare l'assessore nel lontano oramai 2005. Quindi fare l'assessore al lavoro del Veneto nel 2005 era la cosa più facile del mondo, non c'era neanche un pensiero. Le aziende trovavano modo di aprire nuovi mercati, di dare risposte ai propri dipendenti, ai propri collaboratori, alle proprie famiglie. Chi perdeva il lavoro lo trovava con enorme facilità, insomma non dovevo, la prima regola che mi sono data è non far danni. Poi è arrivato il 2008, abbiamo iniziato a parlare senza arrenderci di come trasformarci. E guardate che il ruolo della cosa pubblica, interpretato dalla Regione, qui parlo anche a nome dell'assessore Coppola che vi raggiungerà più tardi perché ha avuto un impegno imprevisto e quindi mi ha dato anche mandato di rappresentare anche lei e quindi il pezzo del suo assessorato che è quello delle attività economiche e attività produttive, che però vanno di pari passo col mio, istruzione, formazione e lavoro. Beh, il primo compito che abbiamo fatto e ci siamo intestati noi è stato quello di dare risposte, però per dare risposte corrette tu devi avere delle domande fatte bene, perché altrimenti in un mondo così complesso, che si era affacciato ad una crisi che non avevamo di cui non avevamo memoria, anche disorientati dal fatto che voglio dire, partiva dal mondo e andava a scagliarsi pesantemente sulle nostre anche più piccole realtà e ci ha messo nelle condizioni di dare, primo, priorità di interventi, perché non potevamo fare tutto, secondo, avere risposte giuste all'esigenza del mondo che ce le poneva, terzo però, ripeto, avere le domande corrette. Allora, in questi anni sulla questione delle domande corrette, il ruolo delle associazioni di categoria è stato fondamentale, ruolo di confartigianato su tutti. L'altro giorno eravamo con Patrizio Moretti, forse 2 giorni fa, ad un focus group voluto da Confindustria con una loro importante realtà di formazione per vedere quanto fosse corretto o meno la formazione in questi anni, quanto avesse inciso nella capacità di aggiornare, no, le nostre competenze e quindi di affrontare anche il momento della trasformazione. E io sono arrivata tardi perché sarà stata una giornata un po' vivace, l'altro giorno immaginerete, tutti i giornali ne hanno parlati e poi farò un commento su questo. La cosa che mi ha fatto piacere è che sono arrivata in ritardo, Morettini aveva già parlato, io sono intervenuta, al termine del mio intervento Morettini mi fa vedere il suo foglio di appunti e mi dice: guarda, hai detto le cose che ho detto anch'io, in maniera un po' diversa. Che cosa significa questo? Che siamo in sintonia. Cioè che noi cerchiamo, io in questo senso, la Regione del Veneto cerca di comprendere appieno quelle che sono le esigenze del mondo a cui deve dare risposte. E cosa significa ancora? Che se siamo in grado di interpretare bene le esigenze del nostro mondo, qualche cosa riusciamo a fare di buono e ad incidere. Ecco perché il ruolo di un'associazione di categoria oggi non è banale, anzi, in un mondo che sembra avere rotto tutte le relazioni anche di rappresentanza, dove la rappresentatività è messa in discussione, tu non mi rappresenti più perché io so fare meglio di te, i corpi intermedi devono tornare ad avere un ruolo importante, ma non per un assunto, per cui è così perché dobbiamo in qualche modo essere autoreferenziali, ma perché sapranno sempre di più e sempre meglio fare sintesi degli interessi di chi rappresentano. E questo è accaduto in questi anni, se abbiamo trasformato in questo modo e abbiamo fatto una crescita. Perché quando parliamo di artigiani digitali, noi, al netto del termine, no, molto stretto e significativo per ciò che rappresenta, noi però stiamo parlando di una rivoluzione culturale che abbiamo fatto e che dobbiamo fare. Che deve fare la cosa pubblica? Perché può essere un ostacolo e un facilitatore. È un ostacolo quando emana leggi, provvedimenti, regolamenti che ostacolano, ed è pesantissimo in questo. È un facilitatore quando riesce a rispondere alla domanda precisa in modo positivo. E questo va da sé, è stato l'intendimento che abbiamo voluto. Io credo che in molti casi, ma non starò qui ad elencarli tutti, anche se insomma in qualche modo credo che meriterebbe, no, che fossero maggiormente diffusi, noi ci siamo mossi in questo modo. La seconda,
La seconda considerazione. In questi anni di trasformazione io sono andata a visitare 2 aziende alla settimana di media, perché le aziende in difficoltà venivano nel mio ufficio e io invece ritenevo che il Veneto, quel Veneto straordinariamente ricco, vivace, che voi avete raccontato anche qui e per il quale dobbiamo tendere, questo Veneto io dovessi andare a vederlo, in casa, anche per cambiare, no, la cultura e la mentalità. Un tempo il politico stava nel suo patinato ufficio, riceveva quasi fosse un'elargizione della grazia divina. Non è così che ci si deve comportare, si deve andare verso il cittadino e l'impresa per capire fino in fondo. E sempre accompagnata dall'associazione di categoria, perché io tutte le volte che sono andato sul territorio ho sempre informato. Che cosa ho visto in questi anni? Ho visto 3 condizioni per le aziende che stanno andando bene. E le ho viste con un sistema empirico che è galileiano e quindi un po' veneto. Sono andata a vedere, no? A vedere, a capire. Non sono professore universitario, sto ben distante da darvi il mio verbo, io cerco di capire, no? E di trasferire. Allora, 3 condizioni. La prima, sono aziende che hanno internazionalizzato e guardate, non dipende dalla struttura, questo ho visto, cioè non è che l'azienda grande internazionalizza, certo maggiore facilità per certi aspetti, poi diremo perché, ma il tema dell'affrontare mercati altri, abbiamo visto con il signore dei tortellini, esiste, c'è, funzioni quando vai verso. La seconda condizione, hanno innovato nei processi, cioè si sono guardati dentro, hanno fatto un'analisi della propria azienda e hanno capito come e perché si potevano anche ridurre alcune deficienze, alcune mancanze. La terza, e che è quella su cui voglio soffermarmi di più, hanno investito sulle proprie risorse umane. Allora, noi siamo forti proprio sul tema delle relazioni e le relazioni hanno a che fare con la fiducia. Qui oggi si è parlato molto di andare verso il cliente, di capire come un'azienda è significante, ci ha detto il professor Bagnoli, cioè capire qual è il nostro valore aggiunto. Noi siamo forti, questo è un elemento che io ho visto ripetersi in tutte le aziende che stanno andando bene, è il tema appunto dell'andare verso il cliente, andare verso il proprio fornitore, andare verso le relazioni e la fiducia. E qui si inserisce un po' anche il tema dei nuovi strumenti. Sono strumenti appunto, sono strumenti che però vanno arricchiti del nostro potenziale umano. Allora, il tema della formazione, quando è utile, e su questo abbiamo ragionato soprattutto in questi anni, produce degli effetti. Rafforza nelle competenze, quando uno capisce quali sono i problemi della propria azienda e capisce bene qual è la domanda da porre anche all'ente di formazione a cui si fa riferimento, questo poi si traduce, si trasforma in una competenza per la propria azienda e in una crescita. Il tema delle relazioni e della fiducia ha a che fare con l'internazionalizzazione anche, però dobbiamo un po' fare anche noi un salto culturale. Allora, quando mi capita di andare in aziende bellissime, e straordinarie venete, per cui io i casi che citerò sono tutti veneti, inizia così. Allora vado e chiedo all'imprenditore: scusa, ma com'è che è iniziato? E questo mi risponde: niente, virgola. A me se capita un giorno che io pure ho pensato che non si può iniziare con niente, perché certo è la forma culturale mentale che noi diamo per scontato che le cose che stiamo facendo siano una roba normale. Allora, primo, riprendiamoci la consapevolezza che stiamo facendo delle cose straordinarie, perché è così. E guardate che noi non funzioniamo alle volte nel tema dell'internazionalizzazione o nelle relazioni con l'altro da noi, che sia cliente, che sia il fornitore, che sia la tua grande azienda per cui tu sei terzista, che sia il tuo cliente immediato, no? Il consumatore, perché noi comunichiamo male e questo è un difetto che come veneti abbiamo. E guardate che comunicare male, cioè non vuol dire fare un cattivo marketing. Il marketing è la pubblicità, hai sempre l'idea che ti venda tecce che magari non è che funzionano gran bene. No, no. Noi dobbiamo comunicare di più e meglio sulle informazioni che abbiamo e investire anche in questo straordinario mondo che è oggi quello degli strumenti digitali. Significa arrivare al cliente dando le giuste informazioni. Questo può aiutarti la formazione, sì,
quando tu hai capito che azienda hai, quando hai capito qual è la tua missione, quando hai capito qual è il tuo valore aggiunto, riesci a trasformarlo correttamente. Vi faccio l'esempio di un'azienda bellissima, perché si sono citate aziende non venete, io citerò Texa. Texa, che è qui vicino, che è a Monastiere, lui era un meccanico, il signor Vianello era un meccanico. Il signor Vianello decide che fa bene il suo mestiere e che vuole avere altri con sé. Che cosa fa adesso il signor Vianello? Arriva ad essere leader nel mondo per il controllo nella meccanica tecnologica e ha brevettato dei suoi prodotti, ma ha fatto una cosa in più per via della funzionalità che devi avere col tuo cliente dei nuovi mercati. Si è interrogato anche su come crescere e continuare a crescere. Investe nella scuola, e qui ha ragione Marina Beggio quando dice dobbiamo investire nella scuola, nel rapporto con gli studenti, nella crescita dei nuovi nativi digitali che non possono dimenticare che si lavora con le mani, con la testa e con il cuore. Questo signore costruisce dei laboratori nelle scuole del Veneto e nelle scuole italiane per costruire legame futuro con i propri clienti. Ci sono due giudizi che si possono dare. Il primo, quello che a me piace, si chiama responsabilità sociale e si chiama buon business. C'è un altro di qualche mentalità un po' distorta che dice sta sfruttando il rapporto con le scuole. Signori, questa qui, la seconda fase, quello che c'è sempre un retropensiero, che si sfrutta, che si deve tenere distante la missione dell'impresa che deve fare utili perché sennò non esiste, e quella invece del rapporto educativo. Oggi devono stare insieme perché noi siamo forti sulle relazioni, noi siamo forti sul capitale umano, noi siamo forti sulle risorse umane. Perché tutte le altre cose non dipendono da noi in questo momento. Io mi pongo sempre una domanda quando faccio l'amministratore regionale. Cosa posso fare, cosa non posso fare? Posso incidere oggi io a normativa vigente sul costo del lavoro? Poco. Posso incidere oggi io sulla concorrenza sleale nei confronti, all'interno del WTO? Poco. Posso incidere io sulla lotta alla contraffazione? Molto. Posso incidere io sul mondo, sul rapporto scuola-lavoro? Molto. Allora iniziamo a fare quello che possiamo fare. Guardate che quando si ha l'orizzonte chiaro, e in questo il tema della crescita culturale attraverso i nuovi strumenti diventa fondamentale, noi scopriremo che abbiamo ancora un grandissimo margine di crescita e lo può avere una realtà molto complessa quale quella che rappresentate, perché qui stanno insieme dal mondo dell'acconciatura e dell'estetica a quello dell'alta tecnologia della domotica. Come si fa a rappresentarle queste esigenze? Ponendo le giuste domande. Come si pongono le giuste domande? Facendo corretta informazione anche attraverso gli associati. Chiudo con due stimoli. La prima, il rapporto tra pubblico e privato, che in qualche modo va anche a fare il commento sui fatti di cronaca nera del Veneto oggi. C'è un rapporto sano e c'è un rapporto malato tra pubblico e privato. Da cosa dipendono? Dalle regole? No. Dopo Tangentopoli, quando abbiamo cambiato le regole, forse abbiamo reso la vita ancora più facile a chi voleva corrompere o a chi voleva essere corrotto, perché bisogna essere in due, come in un rapporto d'amore. E non sono le regole, non sono mai le regole. Una legge non è mai buona o cattiva in assoluto. La puoi rispettare o puoi non rispettarla, ma da chi dipende? Da ciascuno. Io credo che la responsabilità, non solo penale, ma in senso assoluto, sia personale. Io sono cattolica, praticante, vengo da una religione che mi insegna che Dio ci dà libero arbitrio. Io sono sottoposta a scelte quotidianamente, come ciascuno di noi. Possiamo decidere che c'è una scorciatoia, possiamo decidere che c'è la strada più lunga. Possiamo decidere quali obiettivi darci, se sono alti e nobili o sono di immediato tornaconto. Possiamo decidere di avere una casa che non mi posso permettere piena di lusso, o posso decidere di vivere con dignità nella mia casa. Ma dipende dalla persona. Allora il rapporto tra pubblico e privato ha due funzioni. Una, quella che abbiamo messo in campo, quella Confartigianato. Quando abbiamo messo, per esempio, su spinta sulla domanda precisa fatta da Confartigianato,
Noi abbiamo delle risorse che abbiamo accantonato tra i nostri lavoratori e le nostre imprese, si chiamano enti bilaterali, si chiamano risorse di partecipazione. Regione Veneto, ci stai a mettere €1 su €1 e facciamo diventare un volano questo? Sì. C'è qualcosa di distorto in questo? No. Eppure il rapporto era richiesta di un interesse legittimo e di comunità, collettivo, e risposta che la cosa pubblica deve dare verso una domanda precisa. Poi c'è un rapporto malato. Voglio fare una strada e per fare quella strada voglio che ci sia l'impresa A, non le imprese del Veneto. E per fare quella strada voglio farla che magari, insomma, ci mettiamo d'accordo perché siamo amici. La parola amicizia ha un valore? Non può esistere che venga deturpata in questo modo, perché poi sapete che cosa viene a cadere? La fiducia in collettiva. Io da 3 giorni a questa parte rispondo al telefono ad amici veri che mi dicono: ma com'è possibile? Ma che schifo! E vengono a dirlo a me, che ci sto dentro e che mi fa più schifo che a voi. Perché io so che esiste un modo giusto per fare le cose ed esiste un modo sbagliato per fare le cose. Con la bilateralità noi abbiamo messo a disposizione milioni di euro per le aziende, non mi hanno chiesto fai lavorare l'azienda A o l'azienda B. Questo deve accadere. È legittimo dire voglio far lavorare le aziende venete, è legittimo. E allora si costruiscono le risposte della cosa pubblica dedicate a questo, perché un'azienda veneta che lavora per me sono posti di lavoro, famiglia, ragazzini a scuola più sereni che vanno e apprendono meglio, vuol dire non avere la fila dai sindaci di coloro che hanno purtroppo bisogno di avere un sostegno al reddito, questo vuol dire. Allora, nei rapporti tra pubblico e privato rimettiamo al centro la responsabilità personale e sapete cosa bisogna fare ancora? Rimettere anche al centro i giusti rapporti di relazioni con le rappresentanze. Un'associazione di categoria oggi ha ancora un compito maggiore in questo senso, perché si deve sentire addosso caricato il compito di rappresentare interessi di comunità e non quelli della singola azienda. La seconda considerazione che faccio: abbiamo strumenti importanti. Prima qualcuno ha chiesto di avere degli strumenti. E so, il cacciavite o la tavoletta, che magari vorrei un giorno che non fosse solo quella di uno. Che cosa vuol dire creare strumenti in questo caso? Vuol dire che abbiamo nei prossimi anni importanti risorse che non vanno assolutamente sprecate. Sono i fondi comunitari. Io e l'assessore Coppola e l'assessore Ciambetti stiamo ragionando insieme su come tenere appunto uniti, rivolti a chi? Alla impresa, in questo caso non ha un nome e un cognome, è una realtà l'impresa, è una realtà che ha testa, mani e cuore in Veneto, che deve internazionalizzare, che deve innovare nei processi e che deve investire sulle risorse umane, perché abbiamo capito che sono 3 condizioni importanti. Queste importanti risorse, oggi la programmazione noi l'abbiamo fatta ancora una volta tra pubblico e privato, perché gli stimoli che ci sono stati dati in maniera corretta dalle associazioni di categoria e dal sindacato, per quanto mi riguarda, ci hanno portato ad avere una programmazione che ha ricevuto il plauso della Comunità Europea e del nostro governo. Perché? Siamo più bravi? Sì. Siamo capaci di dare indicazioni ad altri, magari senza la supponenza, perché è chiaro che oggi, quando io andrò a dire nelle prossime riunioni, ne ho una mercoledì, con gli altri assessori regionali, andrò a dire guardate il Veneto che bravo, oggi devo fare, come dire, devo abbassare la testa e dire guardate il Veneto della programmazione fatta insieme a tutte le associazioni di categoria e il sindacato che bravo, non posso più fermarmi al Veneto che bravo. Perché dico questa frase tutta completa? Perché oggi io devo essere ancora più preparato a dare informazioni corrette a una pluralità di soggetti che incidono tutti sul tema economico. Incide l'informazione. Quando comunichiamo non comunichiamo correttamente. Incide l'informazione che arriva al cliente. Se noi perdiamo il senso dell'orientamento, ne diamo migliaia e non diamo quelle giuste.
incide all'interno delle nostre aziende con il rapporto con i nostri collaboratori o, come li chiama il signor Texa, appartenenti. Questo tipo di strumento nei prossimi anni sarà, secondo me, uno di quegli strumenti che ci aiuterà a crescere, a fare la rivoluzione. Che qui è ICT, che per me è comunicazione, corretta informazione e comunicazione anche per gli strumenti che dovremo mettere in campo, anche per i rapporti che ci sono nella contrattualistica, negli strumenti verso l'estero, in come si devono affrontare oggi le sfide di mercati sempre più aggressivi, ma con una convinzione, e chiudo, che quando c'è questa sana collaborazione tra pubblico e privato, il pubblico si deve sentire caricato addosso alla responsabilità di dare corrette risposte. E siccome voi siete tutti interlocutori di rappresentanza, significa anche che il vostro lavoro è quello di andare a stimolare le tante imprese che sono a casa loro e quando raccontano la loro storia dicono niente, mi saria così, e si sentono sole, spesso, si sentono isolate, si sentono sopraffatte da mercati, da burocrazia, e invece noi dobbiamo accompagnarle. Vedete la bella immagine usata prima nelle due citazioni dell'anziano che accompagna il giovane, e quindi tutto il rapporto alle scuole, che ovviamente per me è la via principale per far crescere una cultura, deve anche essere della rappresentanza di categoria con le proprie imprese. Noi dobbiamo accompagnarci insieme, perché guardate, scopriremo che sono tanti gli strumenti, che sono tante le opportunità e che soprattutto c'è tanta brava gente. Perché io, andando in giro a vedere le aziende, mi sono resa conto che quando c'è un titolo di giornale di un'azienda che magari vende a un fondo straniero, un'azienda importante, io sono anche abituata a fare i nomi, no, la Moncler, che l'anno scorso abbiamo visto, Veneto sempre, che l'anno scorso abbiamo visto su tutti i giornali nazionali perché si era quotata in borsa, era il grande fenomeno, che vende due sue aziende manifatturiere, e qualcuno qua dentro magari era pure terzista, e io mi trovo 180 persone a casa la settimana scorsa, e quello non è un modello, quello non è un modello. Allora, al di là del giudizio sommario che possiamo dare, possiamo invece avere un altro modello? Io credo di sì. E costruito insieme scopriremo che quando il resto del mondo ci guarda e ci dice che siamo belli e buoni perché gli piace il nostro bel, buon vivere, metteremo in campo tutte le nostre forze per dimostrare che, a fronte di un'azienda che vende a un fondo di investimento, normalmente hanno sempre lo stesso nome, e io ho lavorato per fare anche una sorta di accreditamento di questi fondi e di queste straordinarie realtà che fanno, la chiamano reindustrializzazione, io la chiamo deindustrializzazione. Io invece voglio dire che ci sono altri nomi e cognomi, e tanti, di aziende straordinarie che invece tengono in piedi il tessuto veneto e italiano. Bene, per tutte queste, gli strumenti della Regione saranno quelli che condivideremo, perché oggi lo sforzo è quello di dare risposte giuste a un sistema che cambia, ma io so di avere davanti persone che mi faranno domande giuste e corrette. Grazie. Elena Donazzana, assessore al lavoro della Regione Veneto. Assessore, lei ha detto fatemi le domande giuste e io vi darò le risposte corrette. Questa è un'opportunità, e cosa ne pensa di questa evoluzione del mondo artigiano e il digitale? È già una domanda giusta questa, nel senso che la Confartigianato si è interrogata su come far affrontare a mercati in cambiamento, in un mondo in trasformazione, alle proprie aziende la sfida. E una delle sfide è quella: dateci degli strumenti che siano proprio legati alle risorse umane, perché sono nuove competenze, e anche a degli strumenti proprio materiali, per cui io credo che la programmazione europea che abbiamo fatto d'intesa con la Confartigianato andrà proprio in questa direzione, a dare risposte a quelle domande che la Confartigianato ci ha posto. Lei ha detto anche che il Made in Italy va valorizzato.
Lei pensa che la Regione Veneto abbia degli strumenti per fare questo? Indubbiamente, la prima è un tavolo sulla lotta alla contraffazione che abbiamo messo in campo col sistema camerale, ma radunando i tantissimi soggetti che oggi fanno controlli. Secondo, dare corrette informazioni al cittadino consumatore, deve sentirsi responsabilizzato. Se sceglie una scarpa cinese deve sapere che sta mettendo a serio rischio il posto di lavoro magari del suo amico, del suo vicino di casa, del sistema Italia. Terzo, il Made in Italy, soprattutto dopo un importante provvedimento della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, a scadere di mandato, ma almeno una roba buona l'hanno fatta, mi viene da dire, hanno messo la tracciabilità del Made in. Bene, il Made in Italy vale moltissimo, si dice che valga 60 miliardi di contraffazione. Pensate cosa significherebbe riportare quei 60 miliardi per le nostre aziende. Ecco, queste sono le 3 cose che il Veneto può fare.